Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibille. Martedì 14 maggio, quindi questa diretta parte con un quarto d'ora di ritardo, spero però che gli amici ricevendo l'annuncio dell'inizio della diretta si aggiungano e pongano appunto i loro quesiti approfittando di questo spazio gratuito che metto a disposizione per le vostre domande. Vi ricordo quali sono le cose che mi aspetto che indichiate nel vostro commento, nella vostra domanda. È necessario che mettiate il vostro nome, la vostra data di nascita, che formuliate una domanda precisa, niente domande generiche o troppo ampie, cioè quindi cercate di come dire, indicare e selezionare qualcosa di mirato. Quindi se per esempio volete sapere sull'amore, va bene, la domanda potete farla sull'amore, ma indicate se sto attraversando un momento di solitudine, sono single da tempo, sto cercando una persona, troverò la persona più giusta, oppure inizierà una relazione d'amore per me, sono single, eccetera, oppure sono in coppia, stiamo attraversando un momento di crisi, vorrei sapere che intenzioni ha Tizio e Caio, ok? Nel caso in cui la domanda riguardi quindi la vostra relazione con un'altra persona, oltre al vostro nome e la vostra data di nascita, è importante che mettiate anche la data dell'altra persona, questo è importante. Allora, altre cose che sono necessarie, quindi ad esempio potrete fare ovviamente anche domande su altri argomenti, quindi questo è importante, non è uno spazio dedicato soltanto ai sentimenti, ma anche alle questioni lavorative, piuttosto che compravendite, se avete cause in corso. Le risposte delle Sibille possono essere date su qualsiasi argomento. Quello che conta è la domanda. Questa è una costante che dico sempre. La chiave di interpretazione è nella domanda ed è la domanda che insomma trova risposta dalle Sibille. Quindi più è precisa la domanda, più sono precise le risposte delle Sibille. Bene, detto questo, vedo che cominciano ad aggiungersi alcune persone, mi fa molto piacere, ovviamente vi saluto tutti, ma estendo i miei saluti CEA, Sole Viola, Lisa, Stefania, Massimo, benissimo. Il maestro, allora Massimo, a proposito che ho buttato l'occhio mentre salutavo sul tuo commento, ho letto che chiedi del Marietto, beh il Marietto da quando appunto ha alcuni impegni con consulenze e consulenze aziendali, il martedì non è più tanto disponibile per le dirette, quindi ci sono solo io, spero che la mia presenza vi sia sufficiente, va bene? Allora, comunque te lo saluto certamente. Bene, detto questo, prima di cominciare a dare delle risposte, vorrei, e ci tengo tantissimo perché periodicamente è bene ricordare alcune cose per quello che sono i rapporti che poi vengono intessuti e creati nell'arco del tempo, per quella che è la fiducia e la collaborazione che può nascere quando vi rivolgete a un operatore. Io parlo per quello che è la mia esperienza personale e parlo per quello che mi aspetto nella nostra continuità o comunque al di là, quindi delle dirette. Vi ricordo che sono disponibile quindi anche in privato ed è questo che intendo per la continuità. Io ormai sono tantissimi anni che mi occupo di queste cose, ero giovanissima quando ho trovato per la prima volta un mazzo di tarocchi pensando di poter fare un solitario, ho 12 anni e mi ricordavo il nonno che d'estate passava il tempo all'ombra dell'ombrellone girando carte per fare i solitari, io quella domenica non sapevo che fare, trovo questo mazzo di carte e comincio a girarlo. Ho 12 anni e invece di trovare coppe, bastoni e denari, trovavo la morte in matto, cioè carte un po' strane. E mi ricordo che mi inquietarono, ma mi incuriosirono quasi morbosamente. Da allora il rapporto tra me, le Sibille e i tarocchi è stato continuativo. È subentrata poi anche l'astrologia, quindi immaginate che quando uscì la prima dispensa De Agostini, io avrò avuto forse 15 anni, io andavo a comprare
le dispense De Agostini. Quindi a 15 anni, mentre le altre persone giravano coi primi motorini, io studiavo l'astrologia. Quindi per dirvi, sono curiosità che mi hanno attirato fin da giovanissima e c'è un motivo perché me ne sono da sempre occupata e per sempre me ne occuperò, è proprio un qualcosa animico, il sacerdozio eterno. Sono certa che in ogni incarnazione che io vivrò sarò sempre una sacerdotessa, devolverò sempre la mia vita alle arti ermetiche, ermetico-magiche, quindi questo so è il mio destino e lo amo e lo accetto così com'è, ma è pieno di salite, pieno di tante, tante prove, tra cui quello di essere al vostro fianco. Come ben sapranno tutte le persone che hanno per lavoro, per la propria vita, per le proprie scelte, a che fare con altre persone, e in particolare in questo mondo dove tutti quelli che si avvicinano a me hanno comunque bisogno, urgenze, necessità, e spesso e volentieri arrivano quando le vacche sono scappate dalla stalla, quindi quando veramente tipo peggio dell'ultima spiaggia, proprio l'ultima spiaggia attaccati al gommone sgonfio, quindi proprio quando vi rivolgete a me, spesso e volentieri si fa una fatica immensa a dipanare la matassa, eppure io ci sono. Ma quello che vi voglio dire è che spesso ho trovato persone che trasferivano su di me tutta la loro pressione, premura, l'ansia, nella speranza del miracolo. Certamente la magia può fare tantissimo, ma bisogna avere pazienza, anche perché le tradizioni magiche sono molto diverse e la tradizione ermetica, che vede come protagonista l'alta magia cerimoniale, non è certo quello che si vede in TV, non è la bacchetta di Harry Potter, non si condensano istantaneamente le soluzioni ai vostri problemi, non vi compare l'uomo perfetto, né tantomeno vincete improvvisamente una somma. Con l'alta magia cerimoniale il percorso è un percorso di trasformazione che richiede per realizzarsi il tempo che impiegano i pianeti a muovere le cose, e siccome i pianeti muovono costantemente le cose, quando si semina e si getta un seme al momento giusto, con le energie giuste, il momento più opportuno, con l'intento mirato, se si ha pazienza, i risultati si vedono. Ma spesso e volentieri vi dicevo, l'agitazione delle persone, la fretta, il desiderio, la falsa informazione che hanno su quello che è la ritualistica e la magia, e spesso e volentieri brutte esperienze anche con altre persone, magari meno serie, ma a me non interessa perché in fondo io non come dire, non guardo mai al lavoro degli altri, a me interessa fare bene il mio e ci metto veramente tutto il cuore, però fidatevi, se cominciate a tormentarmi perché avete fretta, io dico sempre, dovete avere pazienza, non andiamo tanto lontano perché deve essere un rapporto di fiducia reciproco, non pensiate che siate solo voi a dover avere fiducia in me, anche io devo aver fiducia in voi, fiducia che il mio servizio non diventi un incubo, ok? Con telefonate, messaggi quotidiani, perché non funziona, perché sembra che sta accadendo tutto al contrario. Sì, a volte succede proprio così, ragazzi, quando si lancia un'operazione spesso apparentemente all'inizio le persone, le situazioni sembrano peggiorare, ma è come se, vi faccio un esempio, se voi sentiste che venite quasi costretti a fare un qualcosa che non era nel vostro ordine di idee, che non era quello che desideravate o che comunque vi porta a una resistenza, inizialmente, anche se non sapete perché continuate a pensare a una certa situazione, a una certa cosa, inizialmente la combattete. Quindi quelle persone che subiscono o ricevono degli influssi particolari e magari avevano tutte le loro resistenze, all'inizio quasi cercano di contrastare quella forza che sentono fino a quando se ne arrenderanno, penetrerà in loro e ripetizione dopo ripetizione, ripetizione dopo ripetizione, le persone e le situazioni cominciano a prendere quella che è nell'astrale una struttura. Quindi immaginate che volta dopo volta, con una concentrazione di un certo tipo, con una preparazione psichica, eccetera, si va a costruire un nuovo mondo, cioè un mondo che si deve condensare sul piano materiale, ma che in quel momento fa parte del mondo delle idee, quindi è come un'immagine. E prima che si condensi sul piano materiale deve vibrare in risonanza con le leggi appropriate e poi, ovviamente con quello che è anche il contributo delle forze planetarie, prima o poi si verificheranno gli eventi tanto agognati.
Non sempre il risultato è esattamente come ve lo aspettate, ma il risultato c'è sempre. Questo è. Solo che non dovete stressare perché ogni volta che interferite coi vostri pensieri nell'operazione, anche voi muovete le forze del piano mentale. Solo che a differenza dell'operatore che non è direttamente coinvolto nella cosa e quindi non ha un carico emotivo, ma ha solo una concentrazione ferma come un raggio laser, no? Che viene proiettata sul piano lunare, sull'astrale lunare, da cui viene gettata in risonanza con le leggi universali, cioè ritorna indietro, condensato, quindi c'è tutto un processo che deve essere seguito, ok? Ed è un processo perfetto come le leggi che governano questo mondo, solo che sembra apparentemente casuale o sembra chissà quanto ci voglia, no? Quindi più siete spinti dalla fretta, dall'ansia del risultato e più è frustrante tutta l'operazione. Dicevano i miei maestri, pentola guardata non bolle mai. E io l'ho dovuta imparare sta cosa perché la magia cerimoniale, prima di tutto, deve essere usata per rettificare la propria personalità. Quando ci si aspetta un risultato stampo non funziona, non è così. La magia cerimoniale deve essere usata in primis per cambiare se stessi, per migliorarsi e siccome, come dice il primo assioma, tutto, cioè, è tutto per un principio di corrispondenza, come in alto così in basso, come dentro così fuori, noi attireremo nella nostra vita ciò che diventiamo, ciò che siamo, momento per momento. Quindi immaginate se per portare una cosa nella vostra vita anche quello che voi fate può condizionare, cioè condiziona tantissimo. Quindi ci deve essere questa collaborazione. Ho lasciato andare tante persone nel corso del tempo, ma perché sono tanti anni che io faccio questo servizio e mi metto a fianco delle persone, ma anche io devo poter essere serena per dare il meglio, non solo a quella persona che stressa, ma anche a tutte le altre che seguo e le seguo. Io ho dato a persone sempre l'affidabilità della mia presenza, ma quando cominciano a diventare moleste, anche io ho giustamente bisogno di tutelarmi, quindi a volte ho lasciato indietro delle persone, proprio perché non possiamo collaborare. E fin da subito io ho spiegato, bisogna avere pazienza. Chi ha avuto pazienza ha visto, chi ha avuto pazienza ha visto. E ne ho costantemente persone che mi ringraziano per quello che abbiamo costruito insieme, ma se si aspettano che la fatica la faccia solo io e le persone non si mettono in discussione, non cambiano i loro modelli, non cambiano il loro atteggiamento, se anche gli riporto il fidanzato, se anche gli avvicino un'altra situazione, se anche riesco in qualche modo a muovere delle cose, quelle persone poi ricadranno nel loro schema. Per questo dobbiamo collaborare e quindi è importante che tutti, quando partecipano a un processo magico, è importante che tutti partecipino a una rinascita, che significa anche un nuovo modello mentale, significa correggersi, altrimenti non fa per voi la magia cerimoniale, non fa per voi la magia cabalistica. Non contattatemi se vi aspettate di vincere al gratta e vinci o di risolvere i vostri guai senza un impegno e come ha scritto Massimo ci vogliono almeno 9 mesi, sappiate che 9 mesi sono 9 mesi di lavoro, non che lanciata un'operazione si vede poi il risultato dopo 9 mesi. Se basta il quantitativo di magnetismo di un'operazione, bene. Questo viene studiato in fase preliminare, quando si osserva e si studia il caso. Allora io guarderò che ne so, servono 3-4 ripetizioni, 2 è raro, in realtà il numero perfetto è 3, quantomeno il minimo, ma il numero perfetto di condensazione, ricordatelo, è 9, perché 9 ha una forza straordinaria. Pensate ai cicli lunari che servono per la gestazione. Quanto tempo serve a una mamma per diventare mamma, dal momento in cui avviene, come dire, quella cosa là di cui mi sfugge la parola, va bene, ne ho avuti 3 e quindi dovrei saperlo, però dal momento in cui ci si ingravida, ci si resta ingravidati, 9 mesi per vedere finalmente il compimento, ma 9 mesi dove la donna, la mamma è costantemente operativa, quindi questo ci vuole quella pazienza. Dopodiché lì si lascia andare e i frutti arrivano.
ma ci vuole quella cosa lì, quella collaborazione. Bene, detto questo, e sentivo che era importante dirlo perché è giusto, al di là che scegliate me, al di là che scegliate un altro operatore, io poi ognuno deve effettivamente scegliere non per urgenza, per necessità, ma per fiducia. Però quello che vi voglio dire, signori, un operatore di magia cerimoniale è un sacerdote. Quando voi andate dal prete, mica lo molestate giorno e notte perché le preghiere del prete non hanno sortito il loro effetto. Il prete alle spalle ha una struttura, ha una chiesa. Io ho solo quello che è il mio tempo, la mia risorsa psichica, la mia conoscenza e, come ho detto, vita dopo vita, il mio sacerdozio eterno. Questo vi posso mettere al servizio, nient'altro, ok? Però ci vuole pazienza, ok? E soprattutto ci vuole un atteggiamento di fiducia, ma non solo verso di me, verso il fatto che la cosa arriverà quando è giusto che arrivi, ok? Benissimo, detto questo, ora cominciamo a dare delle risposte anche perché effettivamente ci sono delle domande. Allora, eh, quindi faccio una, vediamo se questa persona C e A. Vediamo se, credo, ciao John, 12 ottobre 74, cosa prova per Claudia, 11 giugno 72. Allora, vediamo, Claudia, sei Claudia, ci sei? Per favore dammi una conferma della tua presenza, altrimenti risponderò a un'altra domanda. Sì, ci sono. Benissimo, allora rispondiamo. Vediamo cosa prova John per Claudia. Allora, falsità, allegrezza al cuore. Diciamo che è un taglio che lascia intendere un po' di cose. Alcune volte sono delle ambiguità, alcune volte le occasioni di stare bene, di festeggiare, eccetera. Però diciamo che come taglio, rispetto ai sentimenti, ci sono ancora delle ambiguità. Quindi andiamo un pochettino. Allora, cioè la domanda è cosa prova John, quindi l'interpretazione riguarda i sentimenti. Allora, c'è una parte di inizio molto interessante: fedeltà, superbia, denaro, domestico, prigione. Attenzione, perché comunque la riga del passato chiude con un momento di stasi, di blocco. Tuttavia, l'inizio però non sembra, cioè l'inizio almeno di quello che è il racconto delle Sibille, quindi su, non lo so, che iniziò, da quanto tempo, eccetera. Quindi quello che si vede è che c'è però stato un coinvolgimento abbastanza importante da parte di lui, perché in fondo la domanda è rivolta ai sentimenti di John nei confronti di Claudia, quindi comunque si vede fedeltà, superbia, quindi questo è un ottimo punto di partenza, sebbene la carta del denaro comunque possa parlare anche di qualcosa di vantaggioso, di interesse, eccetera, però anche probabilmente il fatto che a un certo punto qui, domestico prigione, ci sia stato appunto, come ho detto, quest'ottima partenza e poi un momento di stallo. Ora veramente la linea del presente è non so, non mi sembra proprio il massimo, perché disgrazia, matrice, dispiacere, sospiri, sembra che qualcosa sia andato storto, ci sia un momento dove forse a seguito di una grossa discussione stai ancora piangendo per via del fatto che sembrerebbe che la situazione si sia raffreddata e che possibilmente si sia allontanato. Quindi diciamo che insomma il presente non è il massimo. Tuttavia nel prossimo periodo alcune discussioni o a seguito di alcune voci ci sarà quindi la possibilità di un chiarimento. Quindi si vede che viene sistemato qualcosa o che comunque qualcuno si presta a dare un soccorso, un aiuto. Di fatto c'è un miglioramento e diciamo anche che la situazione
riprende la carta del viaggio, amica, omaggio di preziosi, quindi ci dà l'idea che qualcosa prosegua, però viaggio, amica, omaggio di preziosi può anche essere che effettivamente ci sia poi una partenza, un piccolo viaggio, quindi qui è da capire se magari qualcosa che verrà organizzato un pochino per diciamo così, mettere un po' a posto la situazione o se è piuttosto un cambiamento di disposizione d'animo da parte di lui, che probabilmente nel prossimo periodo comunque cercherà di chiarire ulteriormente e di magari realizzare un qualcosina. Del resto l'amica può anche, appunto, oltre a essere un momento di chiarimento, essere anche un momento di rinnovata serenità, comprensione. L'omaggio di preziosi possono essere anche l'occasione dei doni. Del resto, se leggo bene, 11 giugno, non siamo tanto lontani dal tuo compleanno, quindi può essere che quindi a ridosso degli sviluppi futuri le cose migliorino. E poi anche questo, speranza, fortuna, sacerdote, consolante, sorpresa, comunque effettivamente almeno, anche se non è esattamente l'uomo più innamorato del mondo, perché comunque la carta del sacerdote lascia intendere che ci sia un atteggiamento comunque freddo, incapace spesso di trasferire poi quell'amore caloroso, però ci sono degli sviluppi in qualche modo. A volte il sacerdote può essere anche un'intenzione a prendersi comunque delle responsabilità, a fare delle scelte più mature, quindi diciamo che ci sono da parte di lui dei cambiamenti. È chiaro che in questo momento si è allontanato, ma alla fine vedrai che si chiarirà questa situazione. Bene, andiamo alla prossima domanda. Poi ci tengo anche a dirvi un'altra cosa. Tra le tante cose che è possibile eseguire oltre alla ritualistica, anche i sigilli salomonici, c'è un bellissimo ciondolo che da tempo programmiamo in maniera esclusiva e personalizzato per i loro possessori. Hanno dei programmi di base, ma nel tempo può essere programmato per l'ottenimento di altri obiettivi. Ma guardate, sono in pochi a capire quello che viene fatto sul ciondolo, perché non è che certo sto lì a dire a quello che possono essere altri operatori che magari ne prendono spunto o addirittura nel tempo ne vantano la paternità, cosa che c'è già successo con i circuiti. Non è che sto a dire a tutti come viene programmato, come viene elaborato il ciondolo, ma il ciondolo è un condensato di operazioni, tra cui la programmazione attraverso le frequenze è una parte di quindi frequenze che possono essere programmate con i circuiti, altre caricate con processi radiestesici, e c'è una parte propiziatoria, perché questo ciondolo, che è quello che indosso io da un'eternità si può dire, contiene anche un piccolo talismano di Giove, quindi qualcuno ha osato definirlo minestrone. Io vorrei dire, cari amici, ma fatevi una manciata di fattacci vostri, se siete in grado di fare meglio, prego, io sono contenta di imparare da voi, ma siccome è impossibile che ci sia qualcosa a quella cifra meglio di questo, ma non per vanto, perché non è proprio un qualcosa che amo fare, sono sempre molto molto modesta nel mio lavoro, e anzi, se veramente posso imparare, sono la prima a comprare libri, a studiare, a impegnarsi, è una vita che lo faccio. Sono un'eterna studentessa e ogni volta che imparo qualcosa lo metto a disposizione degli altri, quindi va bene. Ma che qualcuno, dopo tutti gli anni di sviluppi di circuiti radionici, la divulgazione di materiale che trovate sul nostro sito www.ilcapitano.altervista.org, quindi sul nostro sito trovate tantissimo materiale che doniamo da anni, il Marietto e io, addirittura sappiate che in giro fanno fare corsi di radionica e radiestesia con i circuiti del nostro sito, quindi vi voglio dire, quando vengono a dirvi che il ciondolo è un minestrone, ragazzi, io non so con quale coraggio parlino del lavoro degli altri, quindi questo è importante. Tutte le informazioni in ogni caso le trovate sul sito www.ilcapitano.altervista.org. Sappiate che
in tutto il mondo hanno scaricato le dispense dei circuiti, tranne al Polo Nord, dove ci hanno già detto grandi veggenti che non saremmo arrivati al Polo Nord, ma chiaramente probabilmente al Polo Nord non hanno interesse a scaricare e usare i nostri circuiti. Io ho perfino insegnato in inglese a un gruppo di studenti in India, quindi voglio dire, non è che siamo gli ultimi arrivati, anzi, ma non importa. Quindi voglio dire che ognuno guardi il proprio lavoro, questo è importante. Comunque, andiamo avanti, andiamo a rispondere a un'altra domanda, vediamo se riesco, vediamo un po'. Lisa, allora Lisa, ci sei? Vediamo se c'è. È importante appunto che restiate connessi e che rispondiate subito alla chiamata. Quindi Lisa, Lisa, Lisa che dice che vuole chiedere, cioè vuole sapere se otterrà l'assegno INPS. Lisa, ci sei? Per favore dammi una conferma. No, non Luisa, Lisa. Però Luisa, se ci sei mi fa piacere. Grazie per esserci. Allora, Lisa, ma forse non c'è, probabilmente non ha retto il pippone. Va bene, allora passo a un'altra domanda. Vediamo un pochettino. Alessandra? No, Luisa, figurati, non ti devi scusare, ci mancherebbe, probabilmente l'ho pronunciato male. Allora, Alessandra, 27 gennaio 78, ci sei? Sì, ok, c'è. Allora, vediamo un pochettino se arriva l'amore per lei. Al momento sono sola, 27 gennaio 78. Perfettissimo. Ok. Allora, vediamo subito se arriva l'amore per Alessandra. Amatrice, allegrezza al cuore. Beh, è un taglio molto bello, quindi ti devo dire che secondo me ehm, la possibilità di corteggiamenti o anche di conoscenze interessanti effettivamente al taglio sembra essere preannunciata, ma andiamo a vedere adesso tutta la stesa, vediamo un pochettino. Giriamone un altro paio. Allora, Alessandra, senti un po', io giustamente non conosco nulla della tua situazione, ma partiamo con ordine. Prima riga, quindi sempre nella prima riga ci sono gli antefatti, potremmo dire la prefazione, cioè come arriviamo al momento attuale. E sembrerebbe che qualcosa che era proprio sul nascere, perché la carta del bambino è subito seguita dalla carta della morte, quindi qualcosa sul nascere e si è concluso. Quindi potrebbe essere anche un rapporto appena iniziato o un appena accenno di fiducia che si cominciava a instaurare e che a causa di forze maggiori è volto in conclusione. Sembra che tu l'abbia subita questa cosa e che tra l'altro ci possano essere state diverse discussioni. La carta dei deliranti dice chiaramente che se ci sono state discussioni sono state comunque spesso inconcludenti, ma anche che a volte ci si è trovati a discutere anche per l'interferenza di voci esterne, quindi di altre situazioni, chiacchiere, piuttosto che persone che magari si sono anche intromessi. Ad ogni modo si è visto cosa? Ammalato denaro, quindi intanto possibilmente anche il fatto che si siano riattivate vecchie sofferenze, quindi cose anche che magari si sono trascinate da tempo, se non anche addirittura
anche addirittura problematiche legate ai soldi, quindi diciamo che la prima riga ci parla di una situazione comunque che ti ha messo un po' in difficoltà. Ora al presente, quindi siamo nella seconda riga. Ah, vedo che c'è un commento ed è proprio di Alessandra. Scusate che lo leggo. Esatto, un rapporto appena iniziato, lui mi ha imposto la chiusura, io ero molto interessata. Ok, perfetto, infatti. Allora, torniamo. Intervieni quando vuoi, Alessandra, va bene? Anzi, grazie, perché così si fa tutto più interessante, come se effettivamente fossimo in un colloquio io e te. Allora, cosa succede al momento? Gelosia, giovane fanciulla, superbia, viaggio. Allora, questa situazione di questo momento comunque parte con qualche crisi. La carta della gelosia può essere tanto un momento tuo di frustrazione, di paura di perdere qualcosa, di rabbia, eccetera, o una vera e propria gelosia, ma anche qualcosa che stai subendo da parte di una persona e dietro compare questa giovane fanciulla. Allora, io adesso non mi ricordo la tua data, devo andarla a riprendere, vediamo perché mettendo in evidenza quell'altro commento non ecco, 78, okay. Allora 78 è plausibile che questa giovane fanciulla sia una figlia, se hai figli, okay? A volte figli adolescenti effettivamente possono, manifestare forme di dramma o delle problematiche in cerca di attenzione. Quindi può essere che magari sia un momento dove una persona che corrisponde a questo profilo, ok? Ti stia causando delle difficoltà, come può anche essere che in realtà, quindi ci riagganciamo a quella situazione che ti è stata imposta, è possibile che tu venga a sapere che la preferenza è stata data ad un'altra donna. Quindi questo questo tris di carte potrebbe parlare proprio di una rivalità, un antagonista. Tuttavia, anche se c'è questa condizione di partenza, qualcosa si sta muovendo. È possibile che comunque nel prossimo periodo, quindi guarda un po' le cose come stanno cambiando. Quindi magari lui ha portato questa crisi, ha imposto questa chiusura per delle cose che può essere, quindi ha malato denaro che quelle tensioni legate al passato, quelle indecisioni, quella difficoltà che si vede o alle cose vecchie sia legato a quella donna che magari era già nella vita di quella persona, ok? E rifacendosi viva quella persona, probabilmente lo ha visto preferirla e lo ha visto preferirla nella misura in cui evidentemente quella situazione non era stata chiusa come si deve. Comunque vedrai che presto quella situazione invece si chiuderà. Perché? Perché sembra che avvenga poi un episodio, probabilmente ancora un chiarimento, eccetera, ma questo annuncia un problema, annuncia un momento forte e poi il ritorno. Quindi tornerà una persona, non ne vedo una nuova, ne vedo una che torna che però ti farà stare un pochettino, come dire, un po' più sulle tue, c'è più diffidenza, c'è la necessità di tenerlo d'occhio, quindi diciamo che è un momento un po' così. Quindi non credo che sia veramente del tutto chiusa quella situazione precedente, ma se dovesse esserlo, e questa situazione invece è legata a una crisi, a un qualcosa che devi affrontare insieme a tua figlia, allora in un secondo momento, quando la situazione sembrerà comunque essere risolta, avverrà poi il ritorno di una persona o un incontro importante che però ti porrà, come ti dicevo, la necessità di essere un po' sulle tue. A mio avviso è un ritorno, comunque, perché quando c'è la carta della riunione è difficile che si tratti di un nuovo incontro. Ho girato 2 righe di esito perché non è che mi facesse impazzire com'era quella situazione là, descritta da lì. Perché abbiamo detto che c'è diffidenza. Questa persona torna, ma non è che ti senti tanto tranquilla, tenderai a controllarla o forse sarà lui, questa persona, a controllare te. Ad ogni modo, a un certo punto, prigione e dispiacere. Quindi cosa ci sta dicendo? Ci sarà di nuovo un momento di pausa, un fermo e nuovamente una frustrazione. Tuttavia,
arriveranno delle notizie, nel frattempo anche un nuovo incontro, okay? Quindi secondo me, diciamo che magari vengono fuori notizie di un'altra situazione, ma si presenta per te veramente un'occasione molto interessante, quindi, mhmm, non è ancora il momento di un incontro con una persona nuova, ci sono ancora degli sviluppi legati a una persona vecchia, però in futuro arriverà una persona nuova. Allora, vediamo un pochettino. Okay, Alessandra? Prego, prego. Vedi? Benissimo, mi fa piacere perché pot io non so, cioè vedo il tuo nome, ma non credo che ci siamo mai sentite, non so chi fosse ed effettivamente è quello che ho visto, quindi va bene. Allora, vediamo un pochino. Beh, Lisa, sappi che io ti avevo chiamato, Lisa per l'assegno dell'INPS. Io ti avevo chiamato, ma evidentemente ti eri allontanata, sono passata a un'altra domanda, quindi al momento giustamente preferisco vedere se mi rispondono persone presenti, cioè che restano nonostante il pippone della Hilde, va bene? Quindi magari la prossima volta mi poni di nuovo la domanda. Allora, Tania, Tania ci sei? Tania, 12 agosto 75. Tania, mi raccomando, siate tempestivi nelle risposte perché già i tempi delle connessioni di internet sono quelle che sono, quindi mi raccomando, era caduta la linea Lisa? Va bene, allora vediamo se Tania mi risponde, le do intanto risposta, altrimenti ripesco la tua domanda. Mi raccomando, una cosa a cui tengo, perché in fondo questo tempo veramente io faccio a volte i salti mortali per potervelo dedicare, perché oltre al fatto di essere sempre presente, stendere, scrivere oroscopi, fare indagini, cioè sono molto piena di impegni, ma ci tengo tantissimo perché, come dicevo, è un momento dove possiamo mantenere una continuità, è un momento dove persone nuove mi possono conoscere, però ho piacere che tanti abbiano la possibilità di rispondere. E visto che non è facile, come vi dicevo, ritagliare 3 figli, 2 gatti, un cane, va bene, penso, immaginate quanto sono impegnata. Ok, allora Tania non risponde, però sappiate che quando non rispondete io poi non vi rispondo alla domanda perché non è che solo perché potete rivedere la diretta io devo fare un monologo, mi piace parlare, quindi mi piace interagire. Allora Lisa, visto che ci sei e chiedevi dell'assegno dell'INPS, che comunque è importante, vediamo se tramite l'avvocato riuscirai ad ottenerlo. Quindi 11 agosto 69, vediamo un pochino per Lisa. Allora, Lisa ci sei, vero? Non è che adesso che ti ho detto che ti rispondo di nuovo cade la linea, dammi una conferma, per favore. Ok, ci sono, benissimo. Allora, vediamo questa situazione dell'INPS, dell'assegno INPS per te. Allora, 11 agosto del 69, vediamo un po' se con l'avvocato riuscirai ad ottenerlo. Quindi suppongo che per mettere già in ballo un avvocato, insomma, le cose con l'INPS. Allora, in Meneo Pensiero, quindi già devo dirti che come risposta del taglio sembra positiva, un orientamento positivo perché comunque l'Imeneo parla di accordi, affari, situazioni che comunque si ufficializzano anche, questo così ve lo dico a scopo illustrativo, educativo, informativo, anche per le relazioni, è una bellissima carta, quindi e diciamo che l'idea e la mossa potrebbe essere effettivamente risolutiva. Vediamo un po'. Eh, sì, con l'avvocato ce la fai, eh. Lisa, con l'avvocato ce la fai, ma non è facilissimo, perché quello che vedo è che la situazione è rimasta bloccata per tanto tempo. È possibile che
una persona, tra l'altro qua compare questa donna maritata, quindi c'è da capire se è un riferimento a un tipo di accompagnamento, un assegno che stavi richiedendo o piuttosto a una persona che in qualche modo può essersi interessata per darti delle risposte, quindi già su quella situazione, perché è chiaro che se partiamo da una carta della prigione vuol dire che o c'è veramente qualche infermità per cui stai cercando l'accompagnamento, oppure si tratta di una situazione che veramente cioè se partiamo già da un blocco vuol dire che chissà quello che hai dovuto fare prima, okay, quindi si era fermata da qualche parte. Comunque questa persona quindi dietro c'è purtroppo la carta di una brutta notizia, okay, quindi sembra che la situazione non si sia risolta e se no non mi faresti nemmeno la domanda, è chiaro, però è giusto che, spieghiamo bene tutto quello che ti è accaduto finora. Al momento, gran consolazione, sospiri, gran signore, fedeltà e quindi già vedi che l'entrata di questo gran signore, quindi deve essere un uomo che ha veramente le qualità per prendersi cura di te, proteggerti, difenderti e quindi deve essere una persona preparata, posizionata bene e quindi effettivamente quella persona che hai in ballo in questo momento o in mente o se hai già contattato questo avvocato è bravo, okay? Allora, quello che si vede è che, chiaramente speri in lui, perché ci sono stati tantissimi ritardi. Le attese si sono prolungate ben oltre quello che è ragionevole, e quindi devo dirti che questa persona fin da subito, a parte le sue qualità, di come dire, ascolto, aiuto, sostegno, veramente ha le qualità anche proprio professionali e sembra che si prenderà cura del caso. Ora, c'è un primo tentativo, probabilmente ci sarà un impiccio o un qualcosa che, diciamo così, potrebbe essere, mhmm, non lo so, è un imprevisto di ogni ca in ogni caso, è un imprevisto che parte da quelle che sono le amministrazioni, quindi c'è da capire se non sta partendo tutta una nuova normativa, se ci sono delle cose da ricominciare da capo, quindi diciamo che comunque una bella seccatura. E probabilmente la situazione deve essere spinta ulteriormente perché militare, deliranti, leggerezza, è chiaro che la situazione prevederà, comunque di stringere un po', di andare, un po' più aggressivi, anche magari, confrontandosi in modo un po' animato. Quindi è possibile che avvengano degli scambi e che sia necessario comunque verificare quello che sta avvenendo veramente, perché questo primo tentativo e questo imprevisto sembra che non venga spiegato al meglio. Spesso la carta del militare, a parte il fatto di dover, agire con forza, parla anche di cose che vengono, secretate, oppure cose che insomma non sono molto chiare, come se rispondessero dei piani non ufficializzati. Quindi bisognerà capire che cosa succederà, quindi insistere un po'. Ma alla fine guarda, sì, il sacerdote riguarda le figure anziane, riguarda la pensione, quindi e i pensionati, ma anche tutte le cose legate alla giustizia, al giudizio, agli avversari, quindi comunque rientra nei termini della legge. Omaggio di preziosi, riunione vecchia signora. Quindi sì, la avrai, però c'è da combattere un pochino, ok? Quindi con l'avvocato sì. La risposta è sì. Bene, cari amici, vi ricordo quindi che sarò nuovamente disponibile martedì della prossima settimana. Spero le 19, se non sono le 19 sono le 19:15, cerco comunque di fare il possibile per esserci. Vi ricordo anche che comunque sono disponibile per colloqui privati. Vediamo se riesco, certo io non sono bravissima a gestire tutte queste cose, una volta se ne occupava il marietto mentre faceva anche le dirette con me. Comunque questo è il mio numero per quanti volessero degli approfondimenti o contattarmi in privato. Rispondo sempre solo, non alle telefonate, le telefonate sono quando le abbiamo concordate, quindi rispondo a quelle. Scrivetemi, se non avete Telegram mi scrivete su WhatsApp, se non avete WhatsApp mi scrivete sul Messenger di Facebook, se non avete il Messenger di Facebook mi mandate un vecchio tradizionale SMS,
okay? Le telefonate sono soltanto quando le abbiamo pianificate, perché altrimenti magari mi telefonate e io sono già occupata da un'altra parte, oppure è in un momento in cui io non ho modo di dedicarvi del tempo. Quindi voi mi scrivete, io appena ho un minuto vi rispondo e vi spiego come prenotarvi, va bene? Vi ringrazio tantissimo come sempre e a martedì prossimo. Buon proseguimento di serata.